E c'è la massima solidarietà e mi scuso nei confronti della famiglia che ha dovuto vivere questo momento triste e direi che, noi siamo vicini ai sentimenti che sta provando il figlio in questo momento. Dal direttore generale dell'Ulstre, che spicca per sensibilità e attenzione, sono arrivate le scuse ufficiali e la vicinanza al signor Dallarmi e all'anziana mamma per quanto accaduto, e aggiunge: A volte può succedere qualche incidente di percorso e questo, ripeto, me ne rammarico e mi scuso. Va anche sottolineato il fatto che, la sanità in questo periodo sta vivendo un momento particolare. Sono 2 anni che, sta, vivendo una pandemia e non è una cosa comune. Anche le difficoltà, lo stress, le pressioni a volte possono portare a gesti che a mio avviso vanno condannati, non vanno capiti e per i quali noi stiamo adottando i provvedimenti del caso. Contato evidenzia inoltre che gli ospedali ora, come da ordinanza regionale emanata l'8 febbraio, successiva al caso d'allarmi, sono aperti alle visite, così come le RSA. Bisogna uscire dalla pandemia e gli ospedali del Veneto devono essere al servizio di tutti i cittadini, non solo dei cittadini che hanno la patologia Covid-19. Quindi è vaccinato, chi ha avuto la dose booster, con le dovute cautele deve entrare negli ospedali. Noi dobbiamo arrivare alla normalità e questo è il nostro sforzo, il nostro compito e noi andremo a vigilare affinché ciò accada.